È il parco più urbanizzato del Veneto, abitato da 60.000 persone. Da luglio 2024 i Colli Euganei sono riserva della biosfera Mabunesco, grazie a un territorio particolarissimo caratterizzato da 81 colline vulcaniche di altezza variabile, tra le quali spicca il Monte Venda, oltre a centri termali e a numerosi uliveti e vigneti. Far convivere una realtà fortemente antropizzata con numerose attività imprenditoriali e il rispetto del territorio è il compito che si sono dati in questi mesi la provincia di Padova e i 15 comuni del Parco Colli al lavoro sul PATI, il piano di assetto territoriale intercomunale. Andrà proprio a normare in termini di disciplina urbanistica quelle che saranno le linee e le direttrici di sviluppo proprio nel tema turistico e rurale, quindi promozionare il territorio andando proprio a generare delle politiche urbanistiche di scala vasta che poi permettano al territorio, ecco, di affrontare quella che è la grande sfida del Mabunesco, soprattutto quello che sarà l'importante boom in particolar modo dal punto di vista turistico e culturale che questo porterà nel territorio. Dopo la riapertura la scorsa estate, Villa Beatrice a Baone diventerà il nuovo cuore dei Colli Euganei. Sarà nei prossimi mesi al centro di un progetto di rilancio in chiave museale e diventerà proprio un hub, un centro di promozione dell'intero territorio collinare, in particolar modo del paesaggio, della natura, della storia e di quella che è anche l'anima della semplicità, della pace, del silenzio che si respira nel territorio coniugani.